Era in viaggio in Bolivia per presentare un suo studio sul sangue e da lì, sempre per lavoro, doveva andare a Buenos Aires, ma la vita e la promettente carriera di Chiara Gemmo, ricercatrice di Montagnana, si sono interrotte mentre percorreva il Salar de Uyuni, il più vasto deserto di sale del mondo. La 26enne è la vittima italiana del tremendo incidente stradale avvenuto in Bolivia sabato scorso, nel quale sono morte altre 4 persone, 3 belgi e un peruviano, colleghi ricercatori della giovane padovana. Altre 3 persone sono rimaste ferite gravemente. Il furgone su cui viaggiava il gruppo di turisti all'improvviso si è ribaltato, forse a causa dello scoppio di una gomma o dell'alta velocità. Chiara Gemmo sarebbe morta sul colpo. Da qualche tempo la ricercatrice aveva lasciato il suo paese d'origine, Montagnana, dove ci sono i genitori e i 2 fratelli. Dopo gli studi all'Università di Ferrara si era trasferita a New York, dove stava svolgendo un dottorato in scienze biomediche. Si era impegnata nel campo della ricerca oncoematologica. La famiglia Gemmo ha contattato un'organizzazione umanitaria religiosa che opera in Bolivia, che l'aiuterà per l'espatrio della salma della figlia una volta espletate le pratiche con le autorità boliviane.